State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Chissà cosa ha da dirci questa mattina Re Giorgio Napolitano. In Italia un solo uomo combatte per salvare la nazione, richiamato al trono mentre stava in mutande alle Maldive. Ma mannaggia Maradona! Direttamente dalle guerre puniche, ecco a voi il politico usato come scudo spaziale dalla famigerata casta. Lui è bello, è forte, è buono, lui è Giorgio Napolitano. Maradona e Medevele. Di Roma è di fatto. Canta lui. Canta sempre. Che Contento. bella cosa, una giornata sola. Gli uccellini? Che bella cosa è non fare Fa freddo, non ci sono gli niente. uccellini. Ah, non fare niente. Che bella cosa stare sul divano. Sì. E prender poi il mio cane in mano. Ah, la cara di Vale. Presidente, dovrebbe chiamare il signor Casaleggio del Movimento 5 Stelle perché sa, ha chiesto il suo impeachment. Mannaggia Maradona, ma questo è quello brutto come a Patti Schmidt. Sì, presidente. E allora, visto che si chiama Casaleggio, ditegli di stare a casa a leggere invece di rompere a me. Ma, presidente, forse non lo ricorda, ma lei ha fatto cancellare le sue intercettazioni e ora questo si domanda perché. E secondo te io so fesse lo dico proprio a lui? Ma siamo uomini o caporali? Prego, presidente, faccia il numero, ma veloce, che Casaleggio è dal parrucchiere con i capelli bagnati. Se in altri tempi lo facevo crepare di cervicale a questo. Vabbè, facciamo veloce. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 2, 1. Che razzo di numero. Se lo facevo piano, a Natale stavamo ancora qui a muovere le dita. Ecco lì. E no. Vai. Vuoi fare il cazziatone, vai. Stiamo al discorso di Re Giorgio. Sì. Carissimo Casaleggio, ho sentito che mi volete mandare in galera. Punto. Allora, cordialmente vi rispondo. Primo, queste questioni non vi riguardano. Secondo, sono segretate. E terzo, miei. In qualità di Presidente della Repubblica Napolitana, di nome e di fatto, puntualizzo che le intercettazioni da me cancellate nulla avevano a che fare con la politica, ma trattavasi di questioni delicate assai che riguardavano me e mia moglie Clio. Senza fiumi di parole, come diceva il grande filosofo Jalis, e senza imprescindibili particolarismi, ti chiedo di non divulgare queste informazioni di corna presidenziali, se no tu mi fai l'impeachment a me, ma io ti metto nel cemento a te. No. Spero di essere stato chiaro e democratico e ti invio i miei cordiali saluti e i miei complimenti per la splendida carriera da calciatore. Perché in pochi anni vincere 50 scudetti e portare 5 stelle sul petto è una cosa che altri pur rubando non sono riusciti a fare in un secolo. Ma no! Vi aspetto al San Paolo di Napoli in tribuna d'onore. Oh, presidente, bravissimo, ma i 5 Stelle non giocano a calcio. E chi se ne frega? A me basta che vada a vedere il Napoli in tribuna d'onore. Scusi, ma non si stufa a vedere le partite? Potrebbe fare, che so, una passeggiata con sua moglie. No, e io per questo ho accettato il secondo mandato. Primo, perché vedi il Napoli a gratis, ma soprattutto perché così a mia moglie la vedi il meno possibile. M2O